Due mondi solo in apparenza lontani, così gli alpini in ferma volontaria iniziale hanno incontrato i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori del Bassanese per raccontare cosa significa la vita militare e offrire loro una prospettiva di vita futura. Esperienze, aneddoti, portando alla memoria anche figure come il tienese caporal maggiore Matteo Miotto, ucciso da un cecchino in Afghanistan il 31 dicembre 2010. Una sala da ponte gremita tra giovani e divise, nella giornata clou della settimana alpina che ha visto la città nuovamente invasa dalle giovani penne nere, per una lezione decisamente fuori dalle righe. E siamo qui con i ragazzi appunto facendo un'attività sul campo, in quanto i nostri ragazzi stanno seguendo un po' l'evento, quello che è poi la loro competenza, ad esempio con la materia che stiamo seguendo con me, che è quello di seguire gli eventi, seguire un evento dal punto di vista del social media. Per me è una realtà molto bella, diciamo, perché io ho avuto mio nonno che è stato alpino anche lui, quindi io fin da piccolino ho avuto, tra virgolette, la possibilità di stare a contatto con questo corpo, perché mi ha portato all'interno della caserma, mi ha fatto conoscere i suoi colleghi, mi ha fatto passare delle giornate in montagna e ha riportato in me tanti ricordi, soprattutto perché mio nonno è venuto a mancare lo scorso agosto e io a casa conservo ancora il suo cappello